È iniziato il conto alla rovescia per la Biennale di Architettura di Venezia che da sabato 22 maggio prenderà il via. Dal punto di vista della sicurezza, attenzionato speciale da parte delle forze dell'ordine, in particolare il padiglione Israele, visti i recenti nuovi tragici scontri a Gerusalemme e lungo la striscia di Gaza. Preoccupazione anche da parte del presidente della Biennale, Roberto Cicutto. Ovviamente siamo tutti molto preoccupati da questo riesplodere della violenza in quel territorio. How will we live together? Come potremo vivere insieme? Traduzione del titolo di questa 17ª mostra internazionale, deciso non a caso dal curatore della Biennale, il libanese Hashim Sarkis, architetto. Ci rilascia l'intervista in italiano parlando dell'importanza della cura dei bimbi, dei loro giochi e di come giocando si eliminano le differenze anche da adulti. Non a caso ci sarà un padiglione a loro dedicato. Perché noi tutti amiamo giocare, no? E perché qui è un parco da gioco per i ragazzi. Allora noi alla Biennale pensiamo che, how do you say to bring? Dare? No, dare la Biennale alla Forte Marghera e alle ragazze è l'idea perfetta per questo luogo. La Biennale si articolerà tra il padiglione centrale e i giardini e l'Arsenale qui a Forte Marghera, a Mestre, includendo 110 partecipanti provenienti da ben 46 paesi. A Venezia è presente anche un punto tamponi che però non saranno obbligatori. Si entra solo su prenotazione, ci sarà la misurazione della temperatura, ci sarà l'obbligo di indossare la mascherina, ci sarà un percorso obbligato, cioè si entra e poi si prosegue e si esce non da dove si è entrati, così come nei padiglioni nazionali al chiuso c'è un numero limitato, le persone saranno contate, ci sarà un fermo quando si supererà il limite e anche lì si entra e si esce da due porte diverse.